Buona giornata, ben arrivati alla nostra diretta che, come vi avevo preannunciato la scorsa settimana, per 3 volte di seguito è in collaborazione con la funzione pubblica della CISL. La ragione ormai l'avete anche appresa, si va verso le elezioni di rappresentanze sindacali sia nell'ambito della sanità, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che degli enti locali, quindi comuni, province e anche regioni, ne parliamo quest'oggi e poi seguirete anche il prossimo appuntamento che sarà altrettanto interessante. Parleremo sempre nell'ambito del pubblico, quindi di tutte quelle aziende che hanno a che fare con rappresentanze significative più che mai nei periodi di grande cambiamento. I comuni sono i primi interlocutori, per esempio, del cittadino, e lo sappiamo, ma come si vive all'interno delle realtà di enti che subiscono il patto di stabilità, tagli importanti, che hanno poco budget a disposizione, che si troveranno nolenti o dolenti, sembra così essere una cassa gestita a livello centrale, quindi la Tesoreria Centrale dello Stato, che renderà ancora più difficile l'accesso alle disponibilità economiche, dipendenti di province che non sanno bene quale ruolo avranno ad assumere, dove e per che cosa lavoreranno, o della regione. Insomma, cerchiamo di capire all'interno delle dinamiche con chi in qualche modo cerca di far anche intendere non solo ai dipendenti ma un po' a tutti i cittadini il ruolo delle rappresentanze sindacali, che anche nell'ambito del pubblico sono molto importanti. Adesso tanto si parla del privato per la riforma in essere del lavoro, ma si parla anche del pubblico perché anche questo sta subendo delle trasformazioni e nell'ottica del governo ce ne sono di importanti, perché si parla di tagli drastici che dovranno essere fatti. Protagonisti odierni con noi e con voi in trasmissione sono Mary Pallaro, segretario CISL Funzione Pubblica Veneto, grazie di essere qui con noi, e Stefano Mazzoni, delegato sindacale CISL Funzione Pubblica Comune di Verona. Quindi abbiamo la rappresentanza veronese, ben arrivato. Allora, spieghiamo un attimo il ruolo di queste rappresentanze sindacali unitarie, RSU come vengono dette, nell'ambito dei comuni, degli enti minori che però sono molto sentiti dai cittadini. Sì, oggi anche a causa dei motivi che prima avevo annunciato, quindi della crisi, delle difficoltà economiche, il ruolo della RSU diventa fondamentale. Diventa fondamentale e noi come organizzazione sindacale abbiamo deciso di esserci. Esserci vuol dire essere presente in ogni ente o comune del territorio della provincia, della regione del Veneto, cercando di, con la presenza in ogni realtà, dalla più piccola alla più grande, di poter monitorare, armonizzare, seguire questi percorsi che trasformeranno sicuramente nel futuro la pubblica amministrazione, sia da un punto di vista della tutela dei lavoratori, ma anche da un punto di vista dell'offerta dei servizi, della qualità dei servizi che verranno messi in campo. Che quello è un aspetto molto importante, cioè il tipo di servizio, quali servizi potranno anche essere ancora offerti, perché i tagli sono drastici allo stato attuale. Sicuramente. I tagli sono drastici, specialmente nelle piccole realtà dove c'è una ricaduta immediata, diretta sul cittadino. Però è vero anche che ci sono gli strumenti oggi attraverso la contrattazione decentrata, quella di secondo livello, quindi la trattativa che fai direttamente con l'amministrazione per cercare di trovare risorse attraverso risparmi sia di gestione che proprio materiali, dalla carta a strumentazioni, e attraverso questi risparmi cercare di indirizzare le risorse sui servizi che hanno maggior impatto sulla cittadinanza, quindi garantire tutela dei lavoratori, salari e servizi con una contrattazione che vada a cercare dove si può tagliare, dove si può migliorare, dove si può accorpare, e tutti questi interventi devono valere in una parte per la tutela e per i salari dei dipendenti, a cui verrà chiesto uno sforzo maggiore per garantire i servizi, e
al mantenimento della qualità dei servizi. Perfetto. Vediamo un attimo nello specifico come verranno queste scelte di rappresentanza sindacale, quindi un po' le modalità che cui sono chiamati i dipendenti. Le RSU verranno elette in tutti gli enti pubblici del Veneto, ma anche d'Italia, nelle giornate del 5, 6 e 7 del prossimo mese, del mese di marzo. Ogni sindacato che è rappresentativo, ma non sto qui a raccontarvi cosa significa rappresentativo, però sindacati che hanno una dignità per poter fornire delle liste, all'interno di queste liste ognuno di questo sindacato mette dei propri rappresentanti e poi sono tutti lavoratori, iscritti e non iscritti, che danno la preferenza all'interno di queste liste al proprio collega di lavoro dal quale vuole farsi rappresentare. Ovviamente le nostre liste tengono conto di tutte le professionalità che noi abbiamo all'interno degli enti. Noi abbiamo presentato liste quest'anno in oltre 800 collegi. È un lavoro importante, ma questo sta a significare che noi abbiamo una rete di lavoratori all'interno di tutti i nostri enti importante e dentro ogni lista noi abbiamo rappresentanti di ogni professione, per cui veramente da dentro siamo in grado di poter influenzare le scelte delle amministrazioni. Influenzare le scelte dell'amministrazione, questa è una parola forte, attenzione, perché con la sfiducia che sta imperando, la diffidenza, l'insoddisfazione eccetera, che minore nel pubblico per carità, perché stiamo parlando comunque di situazioni diverse rispetto al privato e sono piani diversi, però comunque questo è significativo quello che stai dicendo. Questa è la vera sfida che la CISL si pone e sappiamo quanto è importante, ma anche quanta responsabilità ci vuole poi per affermare, ma poi portare avanti una scelta di questo tipo. E quando si parla di influenzare le scelte, il collega diceva prima, soprattutto in una regione come il Veneto, dove che poi sappiamo che i servizi sono già di buona qualità e hanno già un buon livello di efficienza, perché noi sappiamo, lo vediamo in tutti i confronti che vengono fatti a livello nazionale, che insomma sia il livello di gradimento che come vengono spese le risorse nel Veneto, siamo già a buon livello. Però bisogna fare di più, perché purtroppo i tagli lineari che ci arrivano da Roma impongono a noi gli stessi sacrifici che impongono ad altre regioni dove magari gli sprechi sono oggettivamente più alti. Ma noi abbiamo la presunzione, la metto così, che all'interno la conoscenza che abbiamo dei lavoratori che sono dentro, di capire effettivamente quali sono gli sprechi, dove possiamo ancora ridurre la spesa per poi incanalare questi risparmi all'interno di quei servizi che sono oggi, in tempo di crisi, ancora di più essenziali per i cittadini. Io credo che una civiltà del Paese si misura proprio nel grado di come si sa occupare della parte più debole della cittadinanza. In tempo di crisi purtroppo questa parte di persone deboli si allarga. Quindi un aiuto che vorreste dare non solo al dipendente ma anche al cittadino all'esterno? Guardi, noi siamo, lei appunto diceva prima CISL funzione pubblica, ma noi apparteniamo alla CISL, la CISL è un sindacato confederale. Noi quando parliamo di un lavoratore lo vediamo come persona che dà un servizio ad altre persone e lo vediamo nel proprio insieme. Noi siamo lavoratori, siamo professionisti, ma siamo anche cittadini che poi usufruiamo di quei servizi. Le faccio un esempio, lei prima citava negli enti locali, noi abbiamo i comuni, le province e le regioni, ma abbiamo anche le case di riposo che sono poi veramente lì abbiamo il contatto diretto con le persone più fragili. È proprio lì dentro poi che noi dobbiamo metterci motivazione, dobbiamo metterci passione e quando noi ci troviamo al tavolo di contrattazione decentrata e chiediamo gli aumenti per i nostri lavoratori che rappresentiamo, dobbiamo sempre tener conto che poi questi aumenti si riflettono sulle rette che poi gli utenti di quel servizio devono pagare. E allora a volte si rischia di abbattere la qualità di quel servizio. E allora noi dobbiamo sempre, nelle nostre richieste, tener conto della valorizzazione del dipendente, di come quel dipendente deve sentirsi dignitoso del lavoro che fa, nello stesso tempo contemperare le esigenze dell'utente che abbiamo di fronte. Perfetto. Io direi, visto che stiamo parlando appunto di queste rappresentanze sindacali unitarie, di vedere questo contributo in intervista. Seguiamo insieme. Tocca a un sindacato che ha a cuore il lavoro e la passione di tanti lavoratrici e lavoratori pubblici che fanno un mestiere che li appassiona, per il quale studiano e si formano anche a casa, si portano a casa la tensione del cambiamento, provare a destrutturare un sistema giuridicamente ingessato e riconsegnarlo a una gestione dei servizi alla comunità delle persone per competenze, non per gradi gerarchici,
non è un esercito militare, non è una macchina pubblica, è un insieme di persone competenti, preparate, capaci, che trovano blocchi nel poter esercitare al meglio la loro attività, dal proprio dirigente locale, dalla direttiva che manca, dalla circolare, da una selva di norme che non consentono alla persona di poter essere più vicina alla comunità, migliorare il servizio, aiutare il cittadino. E il servizio pubblico, senza l'alleanza con il cittadino, con le imprese, col territorio, per creare sviluppo, avrà soltanto ministri che tagliano, che ridimensionano, e avremo cittadini che hanno meno servizi. È un ruolo nuovo quello di far parte di un sindacato libero, serio, responsabile, non che ha paura, che ha più coraggio degli altri, perché intravede e costruisce la strada per far fare una carriera compatibile a un lavoratore o a una lavoratrice pubblica nel suo territorio, sconfiggendo sprechi, abusi, duplicazioni, blocchi decisionali. Ecco, è particolarmente significativo quanto è stato detto. Tocca a un sindacato che ha... Sentiamo un attimo ancora, dopo vedremo recuperare l'intervista. Blocchi, difficoltà, arretratezza di un sistema, insoddisfazione del cittadino, perché quando parliamo di pubblico agli imprenditori viene la nausea, ai cittadini viene l'ansia, è sempre qualcosa di farraginoso. E giustamente se ne era parlato in un'altra trasmissione, quando andiamo all'estero il funzionario pubblico, il dipendente pubblico orgoglioso di esserlo, fa di tutto per gratificare l'utente del servizio e si rende anche degno di questo, per cui rivolgersi al pubblico non è una cosa terrificante. Da noi invece c'è proprio questo senso di chi lavora non ha voglia di fare niente, si imbuca nel pubblico, cioè l'incapace si imbuca nel pubblico, manca meritocrazia, c'è tutto un sistema che ormai è incardinato, incancrenito, non c'è ricambio generazionale peraltro, quindi chi c'è stato ha queste caratteristiche e alla morte, finché lo accompagnerà nella pensione, sempre più le andrà ad incardinare. È una bruttissima visione questa, bisogna in qualche modo venirne fuori, più che mai in un momento di grandi cambiamenti come questi. Cosa ne dice? Quindi voi avete un ruolo importantissimo. È vero, ha perfettamente ragione, però rifacendomi alle parole di Giovanni, serve il coraggio, lui ha nominato il coraggio di far sindacato, nel senso che la sfida del futuro sarà proprio questa, sarà la capacità di entrare nelle considerazioni, nelle procedure del servizio pubblico per riuscire a adattare, trasformare questa grande macchina in un sistema che funzioni, che sia in linea coi tempi, che sia rispondente alle esigenze dei cittadini. Ma dal di dentro c'è la volontà di farlo, perché dal di fuori verranno prese delle decisioni, si spera, insomma, questo dice il Presidente del Consiglio, ma dal di dentro hanno voglia di smuoversi dalle posizioni incancrenite o no? Allora le dirò che a mio parere fino ad oggi le difficoltà più grandi sono state normative a livello nazionale quindi una normativa troppo complessa e troppo difficile. Esatto, se lei prende e legge la normativa per il rilascio di una licenza di costruire piuttosto che di un'autorizzazione per passare nella ZTL, si rende conto che la procedura e le caratteristiche che deve compilare o che deve rilasciare arrivare per rilasciare questo documento è molto complicata. È incancrenita, come diceva lei, su meccanismi e strutture che sono fuori del tempo. È questa la vera sfida che abbiamo. Noi siamo pronti a discutere e a contrattare per trasformare il pubblico impiego. Tant'è vero che c'è anche un interesse diretto del sindacato del lavoratore in questo, perché l'articolo 16 del decreto legge 98 del 2011 parla proprio che gli interventi che verranno fatti e che attueranno dei risparmi, delle ottimizzazioni all'interno del sistema verranno distribuiti anche ai lavoratori. Quindi noi siamo pronti ad accettare questa sfida. Speriamo che lo siano altrettanto i dirigenti e i politici coinvolti. E questo vedremo a vederlo anche insieme. Andiamo in pubblicità, poi tra pochissimo ritorniamo. Eccoci qua, stiamo parlando di enti pubblici, stiamo parlando di comuni, di province, di regioni e di rappresentanze sindacali che dovranno essere elette. Quali sono le giornate deputate a questo? Il 5, 6 e 7 marzo.
Perfetto. Allora, abbiamo visto che la problematica principale nei confronti del cittadino, poi ovvio la vive chi opera all'interno perché si trova con le mani legate a quanto sembra, a dare delle risposte precise, efficienti eccetera, è l'eccessiva burocratizzazione di tutto il sistema, cioè norme da tutte le parti che rendono difficile e lenta qualsiasi procedura. Qual è l'intento? Cosa si può fare? Perché cercare di dare una risposta a come semplificare il tutto finché non interviene il legislatore. Certo, allora sappiamo tutti che purtroppo il pubblico si muove all'interno di una selva di norme complicate, a volte è difficile anche per il dipendente muoversi all'interno di questa selva di norme. È anche vero che però molte di queste si attengono alla legalità, perché poi sappiamo che molto spesso insomma c'è anche questo pezzo da controllare. Noi vogliamo una pubblica amministrazione più vicina al cittadino. Il cittadino non può, quando si avvicina a un comune o quando va in un ospedale, trovarsi a fare un itinerario che sembra un labirinto. Noi vogliamo creare degli sportelli unici dove il cittadino pone la propria richiesta e trova dei percorsi che sono già predefiniti e chiari, in modo tale che sia la parte amministrativa della pubblica amministrazione che si fa carico del problema, non il cittadino che esatto, deve cercare all'interno. E chi ci rinuncia certe volte. volte. Poi chi rinuncia e molto fine... spesso, poi quando noi abbiamo in mente il nostro utente, c'è l'impresa, però a volte l'impresa ha anche gli strumenti, no, per potersi muovere. Ma se pensiamo al cittadino medio, magari al pensionato, non ha neanche gli strumenti per poter poi affrontare una situazione di questo tipo. Ecco, tra i nostri obiettivi, quando l'amico parlava dell'articolo 16, uno dei nostri progetti è proprio quello di creare sportelli unici in tutti gli enti, proprio per avvicinare la pubblica amministrazione al cittadino e perché lì ci sia la risposta e l'iter che poi il cittadino deve fare, ma non specifico per ente, ma noi vogliamo andare anche oltre, trovare degli sportelli che mettono insieme le competenze delle varie pubbliche amministrazioni, perché un esempio, quando uno ha un problema di sociale, a volte c'è un pezzo che è del comune, a volte un pezzo dell'ULSS, a volte un pezzo dell'INPS, perché sono tutti enti che hanno magari degli ambiti che si sovrappongono. Ecco, noi faremo il possibile perché questi ambiti di sovrapposizione si possano avere un unico punto di riferimento e il cittadino trovi lì davvero, cittadino imprese, perché oggi in tempi di crisi noi dobbiamo anche rendere più facile la vita all'impresa. Oggi le imprese hanno il grosso problema che devono trovare lavori per dare lavoro ai propri operai. Dicono proprio gli imprenditori che la difficoltà maggiore in realtà è tutto l'apparato burocratico che rende lentissimo ogni tipo di azione, cioè ci vuole una o due persone deputate solo alla parte pubblica, è inverosimile, costi impossibili. Io sono stata proprio 15 giorni fa a Venezia, dove hanno presentato uno studio fatto su questo tema e veramente anche a noi che siamo dentro a volte ci stupiamo di fronte Vi meravigliate. Ci meravigliamo perché poi da dentro, no? E credo che però bisogna che tutti ci assumiamo questa consapevolezza, perché poi noi siamo, se pensa solo alla CISL della funzione pubblica nel Veneto, siamo primo sindacato, 29.000 iscritti e noi faremo il possibile, però è ovvio che dobbiamo creare anche alleanze con dirigenti e con la politica per C'è poter disponibilità? fare. Beh, guardi, noi il 24 venerdì di questa settimana facciamo proprio qui a Padova al Papa Luciani un convegno su questo tema, proprio su come vogliamo che la pubblica amministrazione nel Veneto sia più vicina al cittadino, costando meno e dando più servizi. Io devo dire che insomma fino ad oggi abbiamo trovato disponibilità ad ascoltare e già questo è un buon presupposto per poter fare un bel lavoro. Assolutamente, un momento di incontro importante aperto al pubblico oppure per addetti ai lavori? No. Questo di venerdì pomeriggio Papa Luciani a Padova. Sarà un incontro sicuramente dedicato a riflessioni interne. Ai riflessioni interne, ai delegati, ai rappresentanti che si presenteranno, ma anche aperto a chi intende partecipare per capire quale può essere la strategia della CISL Funzione Pubblica e gli indirizzi che intendiamo prendere in questa campagna, ecco, anche col confronto con le amministrazioni. Stiamo cercando di far sì che a livello regionale possa essere preso un impegno che sia un protocollo proprio per sfruttare quelle migliorie che l'articolo 16 di questo decreto che le dicevo prima prevede a livello regionale,
obbligando, tra virgolette, le amministrazioni a seguire questa linea che va verso una ristrutturazione di tutto l'apparato pubblico che diceva lei, proprio per dare un servizio migliore all'utenza. Assolutamente, questo è importante. Cerchiamo di vedere anche altri aspetti che sono significativi, poi bisogna vedere se rientra nelle sue competenze, perché abbiamo parlato di comuni. Le province perché poi ci sono tanti che sono con collaborazioni a termine, a progetto, eccetera, certo. E l'ente provincia in sé per sé comunque dove funziona ha un ruolo importante. Allora molti cittadini si dicono: ma se fino adesso era la provincia che provvedeva a far questo o quello, dopo chi lo farà? Cosa succederà? Come ci si muove? Perché prima lanciare tante notizie, tanti allarmi e poi in questo momento è importante anche questo, no? Certo. Nell'ottica di quello che dicevamo prima, quindi di un percorso che tenda a ridurre le spese di gestione dell'apparato pubblico in generale, e a volte io penso anche che quando parliamo di pubblico parliamo anche dei ministeri, di grandi strutture che sono non proprio dislocate sul territorio ma vivono magari nella capitale e che comunque hanno dei costi molto importanti nell'insieme della funzione pubblica. Se il percorso è quello di tendere ad un risparmio e la politica dovesse decidere di arrivare ad una soppressione delle province, noi come sindacato siamo pronti e disposti ad affrontare anche la sfida di una riorganizzazione e ristrutturazione dell'ente provincia, nella ridistribuzione dei compiti e dei ruoli che la provincia ha sul territorio. Importante è che si preveda una tutela per chi ci lavora, che si preveda un percorso che definisca chiaramente i compiti e i ruoli, proprio per dare anche una risposta ai cittadini. Quando prima la collega parlava di sportello unico, in alcune città, ad esempio Verona, siamo già a un unico sportello che risponde al cittadino per vari argomenti, dalla licenza di caccia al passaporto, alla carta d'identità, alla tassa rifiuti. Quindi sono percorsi che possiamo fare confrontandoci con le amministrazioni e arrivando a dare anche dei benefici all'utente. Assolutamente. Tra l'altro ci stanno arrivando dei messaggi che poi chiedo alla regia se possiamo rimettere a tutto schermo o comunque rimettere in onda per poterli leggere e commentare insieme. C'è una telefonata, pronto? 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 Roberto Padova. Sì, buongiorno signor Roberto, dica. Buongiorno. Senta, pronto, sono Roberto. Sì, no, se la sentiamo perfettamente, dica tutto. Mi rivolgo al signore della CISL che parlava. Perfetto. Senta, ma non vi sembra che oggi come oggi, io personalmente quando frequento qualche ufficio pubblico sono pienamente soddisfatto, trovo delle persone che contrariamente all'accanimento contro gli statali, trovo delle persone ottime che lavorano, che offrono un buon servizio. Anzi, mi spiace sapendo che lo stesso lavoro di quell'impiegato statale in Germania prenderebbe il doppio. Rendo noto che un poliziotto in Germania prende 3.000 euro, non 1.500, 1.300, 1.200. Un vigile urbano, un impiegato prende minimo come un operaio della Volkswagen 2.500 euro. Il problema qual è? Gli apicali. Il capo della polizia tedesco prende 150.000, non 800.000 come il signor Manganelli. Il Mastro Pasqua, il direttore generale dell'Inps, in Italia 1.200.000. Il suo omologo tedesco ne prende 200, 180, ma non è che quello tedesco non è bravo come questo, solo che questi sono apicali politici. È emblematico quel parente del sindaco di Roma che quando la Corte dei Conti ha rigettato 350.000 per il dirigente parente di Alemanno, questo dirigente non è che si è licenziato, si è ridotto a 70.000 ed è rimasto, ma forse anche a 30.000 ci rimaneva. Noi abbiamo apicali statali, dirigenti, che non hanno nessun rischio di impresa, non hanno innovazione tecnologica, non sono dirigenti privati, questi hanno vinto la lotteria, questi prendono 200-300.000. Andiamo in pronto soccorso, abbiamo visto com'è ridotta la sanità, noi paghiamo il dirigente generale, che sembra che sia il generale Napoleone, sono dei persone politiche 300.000 più benefit, 300.000 euro all'anno più benefit,
Ma lo capite che è una cosa che chiama vendetta? Ma questi prendono poco. Andate a Befera, 600.000 euro l'anno. Chiarissimo. Ma quelli tedeschi che fanno il lavoro di Befera non è che hanno meno capacità, meno merito, cioè... No, ma è stato molto chiaro, quindi una responsabilità tra l'altro a fronte di benefici che di fatto ottengono, quindi questo è estremamente chiaro. Io la ringrazio del suo intervento, le telefonate devono avere una certa durata, quindi l'importante è veicolare un messaggio che sia ben chiaro. Non so chi di voi vuole rispondere. Posso rispondere io? Cioè questo che dà fastidio al cittadino, adesso è capitato, come diceva il nostro telespettatore, il caso emblematico, vabbè, tutti lo conoscevano, della sanità a Roma, basta andare in Calabria, per carità, Priticello, in Puglia, eccetera, e anche da noi, non è che ci salviamo ovunque, dappertutto. È disastroso, non è possibile che una persona prenda tanto e poi non si assuma delle responsabilità, giustamente deve essere rimosso, se le cose non vanno perdi il posto di lavoro come avviene nel privato, perché altrimenti abbiamo quello che abbiamo e dopo il cittadino è stanco di strapagare, perché poi adesso tra un anno si vedranno le conseguenze dello strapagamento. Allora guardi, purtroppo noi veniamo da una campagna contro il dipendente pubblico che è partita da molto lontano, da Ichino a Brunetta poi, e tutta questa campagna contro il dipendente pubblico è partita proprio per nascondere i privilegi di alcuni per poi dare dei fannulloni contro l'ultimo degli ultimi, perché poi i servizi li diamo noi quelli che siamo di fronte all'utente. E siamo i primi a essere consapevoli che questi sono i colli di bottiglia contro i quali noi poi abbiamo difficoltà, perché quando noi ci dobbiamo fare delle proposte e interlocutori sono questi, quelli che diceva il signore prima, lei capisce la difficoltà che noi abbiamo a trovare dall'altra parte una risposta positiva. E la possiamo ottenere solo se siamo in tanti, competenti e consapevoli e abbiamo il cittadino dietro che ci dà una mano. Sull'aspetto che si parlava prima della sanità, io anche su questo vorrei però smitizzare un po' anche questo fatto. Io non conosco le altre regioni, so insomma quello che sta succedendo anche in alcuni ospedali di Roma, però credo che nel Veneto noi abbiamo veramente una sanità di buon livello, ma forse è anche indipendente dalla politica o dai dirigenti che abbiamo, ma perché abbiamo infermieri, operatori, anche amministrativi che veramente vivono questa professione con passione. Sì, ma ci sono problemi comunque anche qua. Ci sono assolutamente dei problemi, però è anche giusto distinguere. Non arriviamo ai livelli magari. Sì, però dobbiamo dare la croce a chi se lo merita, perché poi si rischia sempre che chi ne subisce il danno magari è proprio quell'infermiero o quell'operatore che salta ai riposi, che non sa mai quando è a casa per dare assistenza e magari le responsabilità sono di altri. Perché poi bravissima, lei ha detto quello è il problema. E questo è il problema. Attenzione anche quando si dice i dipendenti pubblici sono tutti fannulloni perché poi i pronto soccorsi non funzionano. Bisogna saper distinguere le responsabilità di chi, perché io dico che se le cose funzionano bene o comunque noi siamo in grado, e parlo del Veneto, a garantire comunque un servizio di buona qualità, perché vediamo i sondaggi perché poi che se ne dica, noi diamo dei servizi di buona qualità, mi permetta, insomma sono rappresentante di queste persone, è proprio perché ci sono tante persone che danno ogni giorno il massimo per garantirle, indipendentemente poi da chi le governa di sopra, politici o dirigenti. Esatto, ma siccome adesso si andrà appunto a leggere, anzi andranno le persone deputate a eleggere i propri rappresentanti sindacali, è importante che queste rappresentanze dialoghino, interagiscano in modo corretto, portando le istanze del cittadino e le istanze di chi lavora a chi dovrebbe avere una responsabilità e anche sentirsene il peso. Perché stiamo parlando di numeri, di cifre che percepiscono, che pagano tutti quanti i cittadini, e tu prendi una cifra ed è giustificato che tu la riceva dal momento in cui hai un'alta responsabilità e rispondi in proprio. Cioè l'alea è data proprio da questo, cioè oggi ci sei, domani non ci sei, dovrebbe esserci una continua verifica costante sul tuo operato, quindi io non posso schiacciare l'ultimo degli ultimi, poveretto, con tutto il rispetto, se poi chi ha la responsabilità su questo non ha operato un controllo, non ha effettuato i dovuti interventi per migliorare il sistema. Invece se ne stanno abbarbicati nei propri uffici, magari manco mettono fuori il naso, lo abbiamo visto a Roma, manco sapeva quel che succedeva, secondo me, mettiamoci le sì. È fondamentale oggi scegliere dei rappresentanti che abbiano delle capacità tecniche
e specifiche di rapporto, ma anche nella capacità di analisi dei bilanci, di quello che può essere non è i semplice. discorsi esatto, di risparmio, di spesa, perché ha perfettamente ragione il telespettatore. Noi possiamo essere pronti per affrontare un cambiamento, per discutere con l'amministrazione dei costi. Non so quanto la politica oggi sia pronta a discutere con noi di questo, quanto abbia volontà effettiva di fare e di creare un sistema pubblico. Però se fate massa critica unita, forse contro un muro qualcosa si deve... Sono due i fattori. La crisi che ci ha aiutato in questo, nel modificare, nel cercare di rendere più fruibile, attuabile, vicino ai cittadini il servizio pubblico. 1. E 2, deve esserci la capacità interna di chi deve governare questo processo nel farlo in maniera positiva. Allora, se l'analisi è invece di 10 dirigenti, possiamo fare con 5 responsabili competenti, anche pagati quei 5 perché hanno una responsabilità, ma ne tagliamo 5, deve esserci la volontà anche della politica di fare assolutamente. questo. Andiamo in pubblicità rapidamente, poi torniamo per l'ultima tranche. Allora, ritornando al discorso delle RSU, rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette tra non molto, quindi un momento particolarmente significativo. Parliamo di risorse, lo so che è un argomento difficile, però è quello che si risente maggiormente, che i comuni hanno più spesso a che fare. Taglio di risorse, quindi difficoltà a gestire i servizi sociali, i servizi essenziali o comunque a discapito di altro. Come fare? Che ruolo potete avere in questo senso? Sicuramente sarà l'argomento principe per i delegati della prossima RSU, in quanto il taglio per non essere degli economisti. Esatto, perché il taglio delle risorse praticamente è già iniziato. Abbiamo il famoso patto di stabilità, poi, che vincola i comuni al rispetto di alcuni parametri che per la realtà attuale sono molto vincolanti e limitano in molto la capacità dell'ente di poter distribuire o gestire risorse. Quindi abbiamo non solo il problema di reperirle, ma anche di gestirle, di come distribuirle, e in questo sarà basilare l'intervento di focalizzare l'attività dell'ente sui servizi che ritiene indispensabili, fondamentali per la cittadinanza. Quindi scegliere, definire i punti dei servizi che sono offerti all'utenza e in questo puntare, risparmiando, accorpando da altri settori, infatti, cercando di ridurre quella che può essere la macchina, partendo dai dirigenti, partendo dalle strutture più alte e che hanno dei costi più elevati per l'amministrazione, e a piramide arrivare al personale, cercando di ottimizzare l'offerta, sperando nella semplificazione finalmente. Speriamo che effettivamente il governo voglia semplificare quelle che possono essere le procedure di rilascio, che quindi andrebbero a recuperare risorse umane e anche economiche da distribuire magari nell'area del sociale, ma siamo nell'area della vigilanza, che oggi comunque è un altro aspetto molto importante per le amministrazioni. Ecco, un po' in conclusione, tirando le fila anche per far comprendere la valenza di questo, perché tante volte è difficile da capire anche agli addetti ai lavori, anche a chi opera all'interno, perché sapete voi benissimo anche voi che c'è un assenteismo importante, invece la partecipazione adesso diventa importantissima. Sì, questo è un altro tema. Prima, mentre aspettavamo di entrare col collega, ci stavamo proprio confrontando su questo. A volte
e questo ci crea un po' di sconforto. Troviamo che la gente sta vivendo quello che vive la società di oggi, no? Un po' anche la lontananza dall'affrontare certi problemi, però ecco, noi da un lato fortunatamente abbiamo più di 5.000 persone che si sono messe in lista con la CISL e che si sono candidati con noi, e credo che vadano ringraziati davvero fino in fondo, perché la sfida che abbiamo davanti è veramente una sfida impegnativa, l'abbiamo capito, no? I temi sono davvero tanti. Ricordo che noi come pubblico impiego abbiamo i contratti fermi dal 2010, saranno fermi fino sicuramente al 2013 e probabilmente rimarranno bloccati anche per il 2014, per cui non è semplice, però noi ce la mettiamo tutta. Questo è importante. C'è una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Rovigo. Dica. Ecco, volevo dire solo una cosa, una piccola cosa. Ho visto su un telegiornale, non so, di quelli vostri lì, che a Napoli ci sono 2075 vigili urbani, 700 sono oltre 50 anni, e il resto è il permesso sindacale continuato. I sindacati hanno troppi permessi sindacali, anche lì bisogna tagliare. Volevo dire questo, perché dappertutto gli enti pubblici sono stati padroni, sono diventati sindacati, e purtroppo quelle delle cellule funzionano, vanno aspetta, fanno le categorie e poi vanno in permesso, e gli altri sono lì a rumare. Quindi anche i sindacati hanno le loro colpe oggi come oggi, non solo i politici, anche tutti noi, anche loro però. Grazie, arrivederci, buongiorno. Grazie del suo intervento. Cosa rispondiamo? Ma sicuramente ci sono degli spazi all'interno anche del sindacato di migliorare dal punto perché di vista bisogna dare il buon rapporto. esempio, perché adesso non si tollera più l'imboscamento sindacale. Però penso che, facendo riferimento anche alla telefonata di prima, noi nella Regione Veneto non abbiamo grossi problemi né di permessi sindacali, né di distacchi, né di personale che possa all'interno degli enti locali, dei comuni, della sanità non offrire una grande disponibilità al cittadino, ovvero parliamo di servizi, vigilanza, front office, quindi anagrafe, sanità, dove nel Veneto non abbiamo dei casi eclatanti come si verificano in altre regioni d'Italia. Allora voglio dire, attenzione a far di tutta un'erba un fascio. Può essere che a Napoli ci siano dei problemi, come ci sono magari alla regione Sicilia sul numero dei dipendenti, al comune di Palermo, al comune di Catania, al comune di Taranto, che vi ricordo è addirittura fallito qualche anno fa. I fondi europei spesi per salvare il comune di Catania, cioè è vero, abbiamo dei problemi e ci sono anche magari vi impegnate comunque a cercare però di noi qui siamo trasparenti e penso possiamo comunque il cittadino che ravveda, questo è sempre un solito discorso, ravveda delle inefficienze oppure delle inadempienze anche da parte dei sindacati stessi che rappresentano, dovrebbero dare ancora più il buon esempio in questo momento poi di particolare difficoltà, giustamente segnalare al sindacato è corretto, perché c'è l'intento, la buona volontà di migliorarsi al proprio interno, quindi vengano le segnalazioni. Siamo giunti al termine, una battuta di chiusura, ricordarsi le tre date. Volevo solo ricordo 5, 6 e 7 marzo per l'RSU, ma solo una battuta veloce per rispondere. I nostri 800 liste e più di 5.000 candidati fanno tutti volontariato, tutti che lo fanno fuori orario di lavoro, perché i nostri permessi e i nostri distacchi sono contingentati a livello nazionale. Perfetto, grazie ai nostri ospiti di averci supportato, grazie naturalmente alla CISL Funzione Pubblica. Il prossimo appuntamento ci sarà sempre per parlare di questi momenti importanti di rappresentanza sindacale. Io vi rinnovo l'appuntamento come sempre a domani. Buon proseguimento, grazie.